Vuoi sapere perché le cassatelle di Agira sono diverse da ogni altro dolce siciliano? Il segreto è nascosto in un ripieno che sfida le regole. Una crema di cacao e mandorle resa unica da un tocco di farina di ceci. Non sono fritte, non hanno ricotta, ma al primo morso sprigionano un'intensità che non dimentichi. Iniziamo con la preparazione dell'impasto, quindi in una ciotola inseriamo le farine. 400 g di farina 00 e 100 g di farina di semola. Poi aggiungo 100 g di zucchero a velo e un pizzico di sale e vado a miscelare il tutto. Una volta fatto metto 150 g di strutto e lavoro il tutto con le mani fino ad ottenere un composto dalla consistenza sabbiosa. Una volta raggiunta questa consistenza sabbiosa possiamo inserire un uovo. Quando anche l'uovo si sarà incorporato al composto possiamo inserire l'acqua. Dovrà essere un panetto dalla consistenza liscia e compatta. Una volta ottenuto questo panetto dalla consistenza liscia e compatta lo possiamo avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 1-2 ore. Ora dedichiamoci alla preparazione del ripieno. Quindi in un pentolino inseriamo 250 g di farina di mandorla che abbiamo leggermente tostato, ovvero l'abbiamo inserita in forno a 180 gradi per circa 3-4 minuti. Poi aggiungo 180 g di zucchero semolato, 30 g di cacao amaro che vado a setacciare, 25 g di cacao dolce tipo Nesquik e infine mezzo cucchiaino di cannella e misceliamo tutte le polveri. E per ultima verso 350 ml di acqua e do una mescolata. Bene, adesso siamo pronti per trasferirci ai fornelli. Impostiamo la fiamma su dolce e aspettiamo che inizi a sobbollire. Quando inizia a sobbollire possiamo inserire 40 g di farina di ceci che vado a setacciare insieme a un cucchiaio di estratto di vaniglia e vado a mescolare fino a quando la nostra crema non si sarà addensata. E una volta tirato fuori dal fuoco inseriamo per ultimo la scorza di un limone bio e diamo un'ultima mescolata. Stendiamo l'impasto con uno spessore di circa 2-3 mm. E poi utilizzeremo un coppapasta o uno stampino per biscotti di questo tipo, che ha un diametro di 10 cm. Prendiamo un po' di ripieno e lo mettiamo al centro. E poi chiudiamo le nostre cassatelle a mezzaluna. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 200 gradi per circa 10-12 minuti. E una volta sfornati diamo una bella spolverata di zucchero a velo. Pronto? È servito!